Buona giornata, bentrovate e bentrovati in questo mercoledì 21 maggio insieme come sempre fino alle 13:30 al telegiornale di prima edizione per aggiornarvi sulle notizie che arrivano da tutto il territorio della regione e non solo. Ripercorreremo il Festival delle Regioni quanto emerso, torneremo sulla questione delle zone rosse che sono scattate pressoché in tutti i capoluoghi di regione in queste settimane e anche nei capoluoghi di provincia più grandi del Veneto, fuorché ancora resta in ballo Vicenza, casi che stanno facendo discutere, su cui ha risposto anche il ministro Piantedosi. E poi ovviamente come sempre la cronaca in primo piano. Torneremo a parlare di furti anche violenti. Saremo in grado di collegarci con la nostra Daniela Sizia da Morgano, in cui una famiglia si è trovata faccia a faccia con i ladri, e poi torneremo invece sul caso di Anna Chiti, la 17enne morta durante una manovra che non avrebbe dovuto fare mentre era a bordo di un catamarano come interprete ed era senza contratto di lavoro. Attualmente è indagato lo skipper, ci spiegherà meglio poi il nostro Filippo Fois quali sono gli aggiornamenti sul caso. Ha parlato in mattinata infatti anche con l'avvocato della famiglia. Ma sono state ore importanti dal punto di vista della cronaca, perché sono successi due incidenti sul lavoro. Andiamo prima di tutto a Mansuè, un incidente questa mattina intorno alle 17:15, la ditta Legno Nova di Via delle Industrie, proprio a Mansuè, siamo a 2 passi da Oderzo. Un operaio è stato investito da un bancale di legna che gli è caduto addosso. L'uomo è stato trasportato in gravi condizioni all'ospedale di Treviso. Non sembrerebbe per ora in pericolo di vita, comunque continuano i monitoraggi sulle sue condizioni. L'uomo è di origine romena, ha riportato traumi da schiacciamento alla testa e a un braccio. Sono intervenuti sul posto medico e infermieri del SUEM 118, vigili del fuoco, carabinieri di Oderzo e tecnici del nucleo Spisal dell'ULS 2. Ovviamente sono aperte le indagini per capire il perché di questo incidente. Ed è classificato incidente sul lavoro anche quanto è accaduto ieri sera, una fuga di gas. Siamo a Nervesa della Battaglia, un incendio di un furgone che vende panini, un truck food. Le fiamme sono state causate dal probabile scoppio di una bombola. Al momento dell'intervento, che è stato messo a punto dai vigili del fuoco e poi anche dai soccorritori del SUEM 118 e della stazione locale dei carabinieri, il titolare, un 22enne originario di Montebelluna, è rimasto ferito ma non in modo grave, con delle ustioni. Il fatto è accaduto in Piazza Piave intorno alle 19 di ieri sera. Il giovane è appunto ricoverato attualmente con delle ferite causate proprio da delle ustioni non troppo profonde. La probabile causa sarebbe una fuoriuscita di gas dal furgone itinerante. Il ferito ha ustioni di primo grado, ferite lievi comunque inferiori a 40 giorni di prognosi. Questo è quanto accaduto ieri sera a Nervesa della Battaglia. Ed è ricca di cronaca anche la provincia di Padova. Andiamo proprio in città, perché sono stati 15 gli arresti della polizia in 3 mesi per questioni legate allo spaccio e all'utilizzo di stupefacenti. Lo scambio di piccoli involucri avviene veloce, in pieno giorno, sotto i portici di via Tommaseo a Padova. La via vicino alla stazione negli ultimi mesi è diventata un centro di smercio prediletto dai pusher. È qui che si sono concentrate le operazioni della squadra mobile, che da gennaio ad oggi hanno portato all'arresto di 15 spacciatori. Altre 11 persone sono state invece denunciate, 7 stranieri irregolari sono stati portati ai centri per il rimpatrio. Sequestrati in questi mesi 1 chilo di hashish, 302 pastiglie di oppiacei, del metadone, svariate dosi di cocaina ed eroina e oltre 10.000 euro in contanti. I poliziotti hanno scoperto anche un appartamento utilizzato come punto di appoggio per gli stranieri e affittato abusivamente. La proprietaria è stata indagata, affittava posti letto senza alcun tipo di contratto regolare. L'indagine della squadra mobile era partita a novembre del 2024 dopo un episodio violento tra alcuni nigeriani e dei poliziotti. Gli agenti durante un controllo erano stati accerchiati proprio in via Tommaseo. Erano riusciti comunque
comunque a bloccare 2 nigeriani in evidente stato di agitazione che erano finiti a terra e durante il trasporto in ospedale a uno di loro era caduta della marijuana. Da qui le indagini si sono concentrate sulla zona, scoprendo un fenomeno orizzontale di spaccio composto da piccoli gruppi organizzati che si dividevano l'area smerciando in strada piccole quantità di droga che però fruttavano significative somme di denaro. E rimaniamo nel padovano, a Vigonza, minaccia di morte la madre e poi aggredisce anche i carabinieri. È stato arrestato un uomo di 39 anni. Ha chiamato i carabinieri in lacrime, esasperata dall'ennesimo litigio con il figlio che l'aveva ancora una volta minacciata di morte. Stanca delle sue continue e pressanti richieste di denaro, si era rifiutata e per questo era stata aggredita. Il calvario di una 68enne di Vigonza che ha chiamato i carabinieri. Il figlio, 39enne, rientrato in casa, l'aveva minacciata di morte, poi si era scagliato contro un mezzo parcheggiato all'esterno dell'abitazione, mandando in frantumi il vetro e lo specchietto della portiera. I militari hanno cercato di calmare l'uomo, ma il 39enne ha cominciato ad aggredirli fisicamente, colpendoli con pugni e calci. I carabinieri, nonostante la violenza subita, sono riusciti comunque a fermarlo e mobilizzarlo. Il 39enne è stato arrestato, processato con rito direttissimo. Il giudice ha convalidato l'arresto e rimesso in libertà l'uomo. E i vigili del fuoco di Padova sono intervenuti questa mattina a Rubano, nella frazione di Bosco, in via Vandigadizza, per un incendio divampato in un'abitazione. Da una prima ricostruzione sembra che le fiamme si siano propagate dalla taverna a causa di un cortocircuito, ma saranno i rilievi dei vigili del fuoco a stabilirlo. Una persona, il proprietario di casa, è rimasto leggermente intossicato dai fumi inalati, ha riportato qualche ustione, è stato soccorso e portato in ospedale. Per accertamenti sul posto anche i carabinieri. E torniamo al caso di Garlasco, con la collaborazione degli inquirenti. Marco Poggio ha potuto essere sentito lontano dai giornalisti e ha risposto serenamente alle domande che gli sono state rivolte. Ad Andrea Sempio lo lega un'amicizia di lunga data, così come la convinzione della sua estraneità alla tragica vicenda che ha sconvolto la sua famiglia. L'ha dichiarato l'avvocato di Marco Poggi, Francesco Compagna, al termine dell'audizione avvenuta in una caserma del Veneziano. Il fratello di Chiara, uccisa nel 2007, da qualche anno vive e lavora a Mestre. Insomma, questi gli aggiornamenti sul caso. E noi abbiamo detto, insomma, ripercorriamo quello che è stato il Festival delle Regioni in atto in questi giorni a Venezia, in cui sono confluiti ministri e alte cariche istituzionali. Anche l'ultima giornata, che era proprio ieri, è stata invece contraddistinta dalle divisioni che hanno marcato l'intera kermesse, dal limite al terzo mandato all'autonomia differenziata. Vediamo la ricostruzione di Filippo Fois. Dopo l'intervento del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella a Palazzo Ducale, quella al Teatro La Fenice sarebbe dovuta essere la giornata della Premier Giorgia Meloni, ma la sua partecipazione all'atto conclusivo del quarto Festival delle Regioni e delle Province Autonome è saltata per motivi di salute. Il Presidente del Consiglio probabilmente ha avuto delle defiance dal punto di vista fisico, non lo so, immagino, ma non è un'assenza strategica. Aggiungo anche di più che io ho un ottimo rapporto con lei, siamo stati colleghi anche ministri assieme. Le voci maliziose di un'assenza tattica della Premier fanno riferimento alle polemiche che hanno segnato questo festival. Se la legge Calderoli sull'autonomia differenziata divide i presidenti di regione, il dibattito sul terzo mandato, riacceso dall'impugnazione del governo, leghisti esclusi della legge elettorale della provincia autonoma di Trento, divide il centrodestra. Io credo che tecnicamente le regioni a statuto speciale, come ci dice la consulta a seguito della sentenza della Campania al punto 6.6, non siano coinvolte dai principi generali del limite, perché hanno un autogoverno previsto dagli statuti, dopodiché la consulta ci darà una risposta. Nonostante le diverse sensibilità, ha aggiunto Fedriga, la cui giunta regionale è in crisi per una spaccatura tra Lega e Forza Italia da una parte e Fratelli d'Italia dall'altra, i presidenti di regione hanno votato un documento unitario per chiedere al governo un approfondimento sul tema terzo mandato. Intanto, assente la Premier, a Venezia c'è una parata di ministri, ma la polemica è sempre dietro l'angolo. Per il ministro dell'Interno Matteo
piante dosi, va dalle zone rosse alla manifestazione contro il decreto sicurezza in Campo Sant'Angelo. Un decreto che prevede rafforzamento degli strumenti di contrasto delle truffe agli anziani, rafforzamento di strumenti di contrasto delle occupazioni abusive di immobili ai poveri anziani o alle persone vulnerabili che escono di casa e si trovano la casa occupata, le body cam per i poliziotti e tante altre cose. Dire che è un decreto liberticida mi sfugge. Per il ministro all'ambiente e sicurezza energetica Gilberto Pichetto Frattin sull'ipotesi di una centrale nucleare a Marghera. Io credo che arriveranno prima le navi mercantili a Marghera con il reattore nucleare che non altre valutazioni. Persino polemica dentro la Fenice sulla paga di soli 70 euro lordi agli orchestrali per 2 giorni di lavoro per incidere l'inno di Mameli in occasione del 2 giugno. Luigi Brugnaro si è offerto di devolvere una parte del suo stipendio da sindaco. Però non voglio aprire varchi che poi non sembra che fanno gli accordi sindacali con i soldi del sindaco, perché è tutto così, capito? Basta dare, no? Uno si prende il braccio. Però certamente risolvere questa cosa ci provo, insomma. Insomma, delle tensioni anche durante il Festival delle Regioni su diverse opinioni riguardanti i temi che abbiamo sentito, e allora continuiamo a parlare di terzo mandato e soprattutto della crisi in atto in Friuli, tensione a 1000 tra Lega e Fratelli d'Italia che cerca di gettare acqua sul fuoco. Il segretario della Lega in Veneto Alberto Stefani lo ha fatto dallo studio di Focus TG, ospite del nostro direttore Luigi Bacialli. Inevitabile parlare delle imminenti elezioni regionali tracciando il profilo del candidato presidente perfetto. Sentiamo. È importante che il Veneto sia rappresentato da un presidente, e non solo da un presidente, anche da una squadra che abbia a cuore l'autonomia, che abbia a cuore il futuro del nostro territorio, che conosca i temi del federalismo fiscale e dell'autonomia, perché saranno i temi del futuro su cui giocare le sfide che abbiamo davanti. Dette i requisiti del candidato presidente ideale Alberto Stefani, segretario regionale della Lega e da poco anche vice di Salvini. Lo fa però tenendosi lontano dalla polemica con gli alleati di Fratelli d'Italia, nei giorni in cui nel vicino Friuli Venezia Giulia si è aperta una feroce crisi di maggioranza, per non parlare del terzo mandato, con l'esecutivo che ha impugnato anche la legge trentina, mandando su tutte le furie il presidente, leghista pure lui, Maurizio Fugatti. Stefani, ospite del direttore Luigi Bacialli a Focus TG, getta acqua sul fuoco. Ovviamente auspichiamo che questa confusione, che queste diatribe vengano meno nell'interesse del centrodestra, nell'interesse del Paese, perché i veneti hanno bisogno di un governo stabile e i cittadini hanno bisogno di un governo stabile che governi bene e in compattezza. Noi continuiamo a portare all'attenzione del governo un tema che è quello dell'autonomia, della voce delle regioni. Autonomia che per Stefani resta quella tracciata dalla riforma Calderoli, che segna un punto con l'ok in Consiglio dei Ministri alla legge delega sui LEP, i livelli essenziali delle prestazioni. Il modello è quello dei comuni. I sindaci su questo hanno tanto da insegnare al governo. Io ho fatto il sindaco nel mio comune e so quanto questo aspetto sia importante, so quanto questa capacità di monitoraggio permetta alle amministrazioni pubbliche di investire bene le risorse, e gli italiani, in particolare i veneti, hanno la necessità di sapere dove i soldi delle loro tasse vanno a finire. E insomma, come diceva il nostro Cristian Arboit, acqua sul fuoco da parte di Alberto Stefani. Andremo poi ad approfondire quanto sta accadendo a Trieste, insomma nel Friuli, con il caso Federica, caso che era anche il nostro sondaggio di ieri sera a Ring. Potremo anche vedere come è andata, però interrompiamo intanto questa pagina di politica per tornare alla stretta cronaca. Siamo a Venezia, come anticipato in apertura, con il nostro Filippo Fois. Filippo, buongiorno. Il punto sulle indagini sul caso di Anna Chiti. Questa mattina avete sentito tu e Alberto Pivetta, che sta curando la parte tecnica, anche l'avvocato della famiglia. Quali sono le novità, Filippo? Buongiorno. Sì, buongiorno Edi, buongiorno ai telespettatori di Antenna 3. In realtà per certi versi la parte politica c'è anche in questa vicenda, che in queste ore si sta consumando lungo 3 binari. C'è naturalmente il binario giudiziario, quello dell'inchiesta, che dovrà stabilire la dinamica e le eventuali responsabilità per la morte di Anna Chiti. C'è poi un filone più umano, di una tragedia che ha profondamente scosso questa città, che è ancora
ancora in lutto per la perdita di una giovane vita che si è spezzata da appena 17 anni. C'è poi però anche un filone politico, per l'appunto, che è quello che è stato affrontato ieri sera in una manifestazione che è stata indetta dall'Unione degli studenti universitari e dalla rete degli studenti medi assieme alla CGIL, proprio per denunciare quello che le condizioni con cui a volte si consumano i primi rapporti precari di lavoro dei giovani e dei giovanissimi, e anche l'alternanza scuola-lavoro. È una vicenda che forse è una tematica che forse potrà non avere una relazione molto stretta con quanto accaduto, con la tragedia accaduta a Venezia sabato sera. Questo lo stabiliranno anche le indagini, però insomma sono tre filoni che si stanno intrecciando in queste ore in città. Partiamo dal lutto che attraversa Venezia in questi giorni. Ilaria Marchiori è riuscita ad avvicinare al telefono il padre di Anna Chiti. Sentiamo in questo servizio. Andrea Ravagnin, il 35enne armatore e skipper del catamarano su cui ha perso la vita la giovane Anna Chiti sabato scorso, è stato iscritto nel registro degli indagati per omicidio colposo e violazione delle norme su informazione e violazione dei lavoratori. Lo rendono noto i suoi legali, gli avvocati Augusto Palese e Davide Vianello Viganò. La studentessa 17enne non sarebbe stata formata per quelle mansioni, come conferma anche il papà, distrutto dal dolore. Non erano le sue mansioni, perché lei doveva fare solo l'interprete, perché sapeva 5 lingue. Anna infatti avrebbe dovuto fare l'oste, sola guida per i turisti. A detta del papà, inoltre, non era la prima volta che si recava sul posto per imparare quello che sarebbe poi potuto diventare un lavoro a tutti gli effetti. Sulle 5 volte, ma così santuariamente solo per pulire le barche, ma non per lavorare. Contestualmente la procura ha comunicato che l'autopsia sul corpo di Anna sarà eseguita giovedì mattina all'ospedale civile di Venezia. Ma mentre le indagini proseguono, resta una famiglia che ancora non si capacita di come sia potuta accadere una simile tragedia. Distrutto. Non oso pensare a un papà cosa che posso al di fuori da perdere un figlio in questa maniera qua, no. Avete sentito le parole del padre di Anna Chiti e tra l'altro anche quali fossero le mansioni con cui sua figlia era salita su quel catamarano. Questi sono tutti aspetti che dovranno essere approfonditi anche dai legali che stanno seguendo il caso. Noi pochi istanti fa abbiamo raggiunto nel suo studio uno dei due legali che assistono Andrea Ravagnin, il 35enne titolare dell'attività di noleggio imbarcazioni su una delle quali ha perso la vita Anna. Ci ha parlato di quali saranno i prossimi passi delle indagini e anche di quale sia in questo momento lo stato d'animo del suo assistito. Si sente veramente costernato per quello che è successo. È una tragedia immane anche per lui ed è assolutamente convinto che questo è il momento del rispetto, del dolore per una famiglia che ha perso una figlia, una giovane ragazza che non c'è più. È veramente una tragedia infinita per tutti. E mi raccontava che lui si è gettato anche in acqua rischiando di suo. Assolutamente, ha provato per quello che poteva in quel momento a salvarla e sembra che anche altri passeggeri abbiano provato in questo senso senza riuscirci purtroppo. C'è una dinamica abbastanza complessa in questo caso. Come si procederà adesso nella fase istruttoria? Allora, bisogna rispettare assolutamente gli accertamenti in corso della Polizia Giudiziaria, in questo caso della Capitaneria di Porto, e quella che è l'attività che sta svolgendo la magistratura, l'autorità giudiziaria, e il nostro cliente è a completa disposizione della magistratura in questo senso. Oggi ci sarà un'udienza per il conferimento di incarico per l'accertamento autoptico che avverrà materialmente domani e molto probabilmente verranno poi disposti degli accertamenti in forma di accertamento tecnico non ripetibile per capire la dinamica del triste fatto e quindi la procura nominerà dei consulenti, le altre parti avranno il diritto di nominare dei propri consulenti e quindi l'indagato e anche le parti offese, e poi in relazione alle conclusioni si deciderà il da farsi. Quello che è certo è che si tratta di una tragedia immane per tutti. Forse è già arrivata la condanna per il suo cliente da questo punto di vista? Diciamo che è arrivata la condanna nel suo cuore. Esatto.
Si intendevo questo. Sì, questo nel suo cuore sicuramente la sua vita, non solo la sua ovviamente, è distrutta, ma non è questo ancora il momento delle questioni tecniche, è solo il momento del rispetto del dolore, scusatemi. Questo era l'avvocato Augusto Palese, legale dello skipper del catamarano sul quale ha perso la vita Anna Chiti. Come vedete la costernazione è veramente grande, ci sarà forse, lo seguiremo, poi lo si stabilirà nel prossimo futuro in tribunale quali sono state nel caso le dinamiche e le responsabilità, però al di là di quella che potrà essere un'eventuale causa legale, il lutto è l'unica cosa che rimane di questa tristissima vicenda e ti restituisco la linea da Venezia. Grazie Filippo per questi aggiornamenti, abbiamo sentito anche le parole dell'avvocato, torneremo ovviamente sul caso anche nei telegiornali di questa sera e come annunciato poco prima di entrare in diretta con il nostro Filippo Fois da Venezia, continuiamo a rimanere in qualche modo in città, in Laguna, perché al Festival delle Regioni, come dicevamo, si sono presentate tantissimi vertici istituzionali, si è aperto poi il caso che tiene ancora aperto lo scontro sostanzialmente tra Lega e Fratelli d'Italia, il terzo mandato, il caso Fedriga, di cui ha parlato ampiamente anche il nostro Ferdinando Avarino durante la puntata di Ring ieri sera. Parliamo del caso del governatore Fedriga, al lavoro per trovare soluzioni alla crisi di maggioranza. Vedrò la Premier Meloni giovedì a Roma, ha detto in quella sede il confronto decisivo. Sentiamo dunque quanto sta accadendo in Friuli. Lei oggi doveva incontrare la Premier Meloni, che non è arrivata, però dalla Lega qualcuno ha detto che è una malattia diplomatica. Non è così, la Presidente Meloni non sta bene e la vedrò giovedì a Roma. Cosa le dirà? Ci sia, però poteva essere un'occasione. Non mi dispiace che non ci sia, però posso capire che è la Presidente del Consiglio, è una persona, non è qualcosa di estraneo dall'essere umano, che quindi può ammalarsi. Cosa vi direte giovedì, dice? Prego? Confronto solo rinviato, cosa le dirà? Beh, ma glielo dico a lei. Dalla febbre da crisi di maggioranza alla febbre vera da influenza della Premier Giorgia Meloni. Una cosa è certa, il dossier politico Friuli-Venezia Giulia è diventato bollente. Il governatore lavora alla ricucitura fra i partiti in attesa del faccia a faccia decisivo di giovedì a Roma con la Presidente e leader di Fratelli d'Italia. Del resto, a proposito di termometri, la crisi si è rinnescata proprio sul tema sanità a Pordenone, con il ministro Ciriani a lanciare dardi infuocati all'assessore Riccardi. Citerò Billy Wilder, la situazione è drammatica ma non seria? Ma no, io credo che ci sia una dialettica interna alla maggioranza, oserei dire in alcuni tratti muscolari. Io penso che alla fine il Presidente della Regione abbia forza e autorevolezza. Non ricordo nella storia della Regione 7 assessori che prendono le deleghe e le mettono nelle mani al Presidente per riuscire a risolvere questa crisi. Dunque, in quella che comunque appare come una giornata interlocutoria, quali margini di risoluzione del caso? Ci sono margini perché si ricomponga la maggioranza in Regione Friuli Venezia Giulia. Beh, io lavoro per quello. Io lavoro sempre per trovare soluzioni. Intanto, nel corso del summit veneziano, l'Italia delle Regioni, il governatore Fedriga ha preannunciato che, nonostante l'impugnazione della legge sul terzo mandato della Regione Trentino, formalizzata ieri, la Conferenza delle Regioni, al netto delle diverse sensibilità dei presidenti, ha votato un documento unitario da inviare al governo sul tema per chiedere un approfondimento. Per quanto riguarda la questione dell'impugnativa ieri, io credo che tecnicamente le regioni a statuto speciale, come ci dice la consulta a seguito della sentenza della Campania al punto 6.6, non siano coinvolte dai principi generali del limite, perché hanno un autogoverno previsto dagli statuti, dopodiché la consulta ci darà una risposta. E insomma abbiamo sentito cosa sta accadendo in Friuli, dove ieri c'è stato il primo consiglio regionale dopo lo scoppio della crisi di maggioranza e che vede su fronti contrapposti quindi Lega e Fratelli d'Italia. Intanto le opposizioni attaccano, spettacolo indecoroso, dicono. Vediamo il servizio.
Le marette esistono nelle migliori famiglie, la caratteristica del centrodestra però è quella di saperle risolvere. Il centrodestra ovunque è composto da anime anche diverse, ma ha sempre avuto la capacità di mettersi d'accordo, e questo è quello che ci distingue dal centro-sinistra o dal PD che litiga addirittura con se stesso. Conto che accada così anche questa volta. Questa crisi è stata aperta da Fratelli d'Italia su questioni che noi riteniamo siano di spartizione o di potere politico, se non addirittura partitocratico. Quindi il minimo che poteva accadere era una verifica, come richiesto dal Presidente Fedriga. Restano distanti le posizioni di Fratelli d'Italia e Lega sulla crisi scoppiata in maggioranza e sulle possibili ripercussioni sul governo regionale. Così i capigruppo dei due partiti, in attesa dell'incontro tra Fedriga e la Premier Meloni, slittato a giovedì. I cittadini ci hanno eletto per governare fino al 2028 e per farlo pure bene, quindi sono cose che possono capitare, dopodiché il nostro dovere è un altro: continuare a governare e farlo fino all'ultimo giorno. I nostri assessori, poi anche quelli della lista e di Forza Italia, hanno rimesso nelle sue mani, dichiarando piena fiducia e dandogli anche un mandato pieno per questa verifica che va fatta. E le opposizioni vanno all'attacco, rimarcando il momento delicato su più fronti, dalla sanità alle crisi industriali, e mettendo nel mirino la questione del terzo mandato. La crisi c'è, è inutile negarla, è una lotta di potere che riguarda da un lato la Lega, dall'altro Fratelli d'Italia. È chiaro che è uno spettacolo rispetto a quello che la nostra regione sta passando in questi mesi, indecoroso. Eppure il problema del terzo mandato e l'ossessione del Presidente per il terzo mandato sta affermando, sta esponendo la nostra regione a una brutta figura. Evidentemente per il Presidente Fedriga il primo pensiero è come garantirsi il terzo mandato, come avere altri 5 anni per fare il Presidente Friuli Venezia Giulia, visto che a Roma evidentemente le porte sono chiuse. Fratelli d'Italia non ci sta e la crisi nasce esclusivamente da qui, quindi da interessi personali e da logiche di potere che non hanno nulla a che fare con il bene comune, con gli interessi della comunità regionale. E il centro-sinistra infatti esce dall'aula in protesta con la maggioranza per la legittimità delle deleghe degli assessori dopo l'innesco della crisi nel centrodestra. Una informativa da parte della giunta regionale. Sono questioni e fattispecie e relazioni di carattere politico all'interno della maggioranza non hanno niente a che fare con quest'Aula. In quest'Aula gli assessori sono pienamente in carica in tutte le loro funzioni, perché non c'è stato nessun atto formale per quanto riguarda la cessione o la rinuncia delle deleghe. Se volete andare non potete interrompere i lavori. Prima la richiesta di una comunicazione all'Aula sulla situazione interna del centrodestra, vista la crisi ormai acclarata. Poi l'uscita dall'Aula con un acceso confronto verbale. Vergognatevi, Presidente, non è rispettoso della democrazia. Da lei non accetto questa roba. Vergogna, Presidente. Non l'accetto. Sono andati così i lavori d'Aula nella ripresa pomeridiana in Consiglio regionale all'analisi del disegno di legge 47 sulle disposizioni multisettoriali, un esame al quale l'opposizione si è sottratta, ritenendo che un chiarimento sull'attualità fosse il minimo per un confronto, anche se non soprattutto perché a rispondere ai consiglieri erano seduti assessori che, stando alle dichiarazioni, hanno rimesso le proprie deleghe. Russo e soci dunque hanno scelto di non proseguire, lasciando al centrodestra l'approvazione delle misure. Evidentemente siamo davanti a una giunta regionale che è delegittimata, degli assessori che hanno rimesso le deleghe, e ci chiediamo allora se è solamente una farsa e quindi un teatrino indecoroso che non è corretto né per l'opinione pubblica né per coloro che lavorano dentro il Consiglio regionale. Quando abbiamo chiesto che il Presidente Fedriga o il Vicepresidente ci spiegassero cosa stava succedendo, lo spiegassero ai cittadini del Friuli Venezia Giulia che aspettano risposte concrete, hanno fatto spallucce, non abbiamo avuto altra scelta che uscire dall'Aula, perché gli assessori che hanno riconsegnato le deleghe non possono far finta di niente e stare qui in giunta come se nulla fosse. Questa dunque è la crisi politica che si è aperta in Friuli e che inevitabilmente ha ripercussioni poi anche in Veneto. Avremo modo di tornarci anche ovviamente in questi giorni nelle nostre edizioni serali. Però, come anticipato in apertura della nostra prima edizione, la cronaca la fa da padrone in questa giornata. Siamo collegate con Daniela Sizzia, buongiorno, che saluto. Siamo a Morgano, faccia a faccia con i ladri. Torniamo a parlare di
furti. In questo caso ci sono state anche delle colluttazioni. Daniela, buongiorno. Buongiorno Edi, buongiorno ai telespettatori. Sì, siamo in via Zeriolo, siamo proprio a casa e siamo con la signora Mariella che si è trovata proprio faccia a faccia con il bandito, con il malvivente che è entrato in casa nonostante l'allarme fosse partito. E lei era in cucina e che cosa è accaduto, signora? Ho sentito questi rumori e verso le stanze da letto, allora sono andata da quella parte, ho la porta che divide il reparto giorno e quello notte, ho acceso la luce e come ho aperto la porta c'era questo tutto vestito da nero col passamontagna, ci vedeva soltanto gli occhi che mi veniva incontro. Ho richiuso la porta e sono tornata indietro e ho preso il cellulare, ho chiamato mio figlio e mio nipote e poi il 112, però loro hanno continuato, erano in due. Hanno svuotato tutti i cassetti del comodo, di tutte e due le stanze, hanno tirato fuori tutto e finché non è arrivato mio nipote, che qua ne ha trovato uno fermo e Cioè loro sono entrati, hanno continuato a rovistare in casa nonostante sapessero che lei l'aveva vista? Sì, e anche l'allarme che continuava a funzionare sempre, perché io per spegnerlo dovevo andare in stanza da letto e non sono andata. Comunque ha suonato 2 volte, si è fermato e ripartito e loro sempre dentro che facevano il suo lavoro. Quanta paura, signora? Tanta, perché ancora adesso mi tremano le gambe e non si riesce a mandare giù. Come si fa a stare adesso a casa con la paura? Adesso di giorno sono a casa, la sera vado da mio figlio, queste 2 notti sono state di là, però adesso bisogna che cominci a restare ancora a casa mia. Adesso proverò a ripotenziare di più forte l'allarme, metto dei sensori in maniera che suoni prima, non so, invece di quando che si apre le finestre chi viene dentro lo stesso. Banditi che poi sono usciti da casa. Lei ha sentito l'allarme, sono con il figlio, lei ha sentito l'allarme, siete usciti e vi siete trovati con questi 2 malviventi? Ha suonato l'allarme, io sono sceso, poi mia mamma ha chiamato mio figlio che era a letto e siamo usciti tutti e 2 di corsa. Abbiamo trovato uno che era qua, che lo ha inseguito mio figlio e lo ha beccato di là dalla rete e si hanno fatto colluttazione, si hanno dato un po' di botte e 2 li ho beccati io che stavano uscendo dalla finestra e hanno cominciato a tirarmi i vasi e cose addosso, dopo sono scappati di là, io sono andato dietro e dopo sono saltati di là anche loro e hanno preso mio figlio da dietro perché stava tenendo a terra l'altro e dopo ci hanno detto o ci lasciate andare se no vi spariamo perché abbiamo la pistola. Tutto. Lei è stato anche ferito, visto la mano, colpito? Sì, io ho colpito e il mio figlio ha dato una sprangata con un ferro qua sulla gamba. Come sta suo figlio adesso? Beh, sta bene, è solo la botta, ma tanta paura e bisogna che le forze dell'ordine si diano più da fare, insomma, che controllino. Ci diceva non c'è più sicurezza, non c'è sicurezza in casa, non c'è più sicurezza, deve cambiare qualcosa. Deve proprio cambiare qualcosa perché sennò non si può andare avanti così. Ma dentro casa nostra non si può fare quello che vuoi, io ero a letto, sono loro che sono entrati, sicché io potrò pur difendermi, perché io sono cacciatore, ho anche i fucili, ma non sono uscito con il fucile, appunto perché per non rischiare poi lei. Perché tanto rischio io, non loro sono liberi di fare quello che vogliono. Eddie ha sentito un racconto davvero allucinante perché l'ennesimo colpo in casa. Fra l'altro, come hai sentito dalla signora, lei si è accorta, li ha visti, ha chiuso la porta, nonostante questo loro hanno continuato a rubare, hanno continuato a mettere a soqquadro la casa, a portare via, signora, hanno portato via che cosa? Tutto l'oro, che è quello che doparo sempre, che non è messo, i ricordi di mio marito, che era da un'altra parte, anche più nascosti, però sono riusciti a trovare anche quelli. E hanno portato via tutto. Avete avuto un'idea di che accento avessero, chi potessero essere? Erano rumeni o albanesi, erano dell'est, perché anche ci hanno parlato. Anche con mio figlio gli diceva mollami, lasciami stare, mi fai male, quando era a terra, però sì, erano stranieri.
Da Morgano è davvero tutto, se non hai domande ti restituisco la linea. Grazie Daniela, grazie anche della testimonianza di due signori, non deve essere stato facile, ovviamente continueremo ad aggiornarvi su quanto accade nel nostro territorio, torneremo infatti più tardi durante la nostra prima edizione anche per raccontare ulteriori furti che sono avvenuti ancora nella zona di Vittorio Veneto, ancora presa di mira. Interrompiamo questa pagina per andare subito nel Padovano con la nostra Valentina Visentin. L'appello della moglie di Massimo Zen, la guardia giurata, in carcere per aver ucciso un bandito in fuga, che racconta di cure dentarie negate al marito. Il consigliere regionale Centenaro chiede di andarlo a trovare in cella. Valentina, buongiorno. Sì, buongiorno, una vicenda che sta facendo discutere, perché è arrivato proprio pochi giorni fa l'appello della moglie di Massimo Zen. Lo ricorderete, la guardia giurata di Cittadella, in carcere dal 2023, condannato 8 anni dopo aver sparato e ucciso il bandito Manuel Major, che stava scappando dopo un assalto ad un bancomat a Vedelago. Una condanna, quella di Massimo Zen, che ha sempre fatto discutere, e adesso la moglie parla anche di cure dentarie che gli sono negate nonostante i certificati medici presentati, il dolore insomma che sta provando. Massimo Zen non riesce a fare queste cure, a ricevere queste cure dentarie, perché sono interventi che dovrebbero essere effettuati all'esterno della struttura carceraria e manca quindi l'autorizzazione. Nel frattempo l'alimentazione di Zen è scarsa e fa fatica, prova molto dolore e sta perdendo i denti. L'appello della moglie, che ha annunciato una protesta, parole che non sono cadute nel vuoto. A rispondere c'è il consigliere regionale della lista Zaia, Giulio Centenario, che è in nostra compagnia e che insomma ci spiega come si sta attivando per andare a trovare in carcere Massimo Zen. Sì, allora io ho seguito con attenzione questa vicenda che ha colpito Massimo Zen, che facendo il proprio dovere insomma di guardia giurata e ha avuto questa condanna che io ritengo che sia sproporzionata. E stamattina leggendo la stampa ho visto che ha questo problema insomma di queste cure dentarie che gli stanno creando problemi importanti, e io penso però che al di là delle persone, delle condanne eccetera, però ci sia la dignità del personale, e quindi che si deve trovare il modo di andare incontro a questo problema, insomma un problema sanitario. Questa mattina ne ho parlato anche con il sottosegretario Andrea Ostellari, che sta facendo anche lui delle verifiche. Sembra che il problema sia più che dal punto di vista del carcere eccetera, ma sia proprio dal punto di vista sanitario. Adesso in pratica vedremo di cercare se c'è una soluzione, e nel frattempo ho richiesto comunque di andarlo a trovare per parlargli personalmente. Ecco, quindi tutta la mia solidarietà a lui, ai familiari e alla moglie. Grazie mille consigliere regionale, insomma ci farà sapere se poi riuscirà ad andarlo a visitare in carcere a Verona. E da Santa Giustina in Colle la linea può tornare allo studio. Grazie Valentina, grazie anche al tuo ospite. Noi continuiamo a parlare di cronaca e, come abbiamo detto prima, di furti, ma subito dopo la pubblicità, tra poco. Eccoci tornati in studio, prima edizione mercoledì 21 maggio. Prima ci siamo collegati con la nostra Daniela Sizia da Morgano, abbiamo avuto la testimonianza di una madre e un figlio che si sono trovati faccia a faccia con i ladri nel tentativo di resistergli, si sono scontrati e sono rimasti feriti nelle colluttazioni. Insomma, continuano a far paura queste irruzioni, motivo per cui poi si sta decidendo anche in varie città del Veneto di attuare le zone rosse. Avremo modo anche di parlarne tra poco nel nostro proseguo della prima edizione. Andiamo però, visto che parlavamo di furti a Vittorio Veneto, siamo
ancora nel Trevigiano, perché è una settimana che un'enoteca proprio della città è presa di mira da dei ladri. Sembrano due malviventi che arrivano da fuori città, ripresi a più riprese dalle telecamere di videosorveglianza che li hanno inquadrati, ma loro non temono nulla e continuano a provare a fare irruzione all'interno dell'enoteca. Abbiamo sentito il proprietario e alcuni esercenti della zona nei dintorni del comune di Vittorio Veneto piegati insomma da questa situazione, e anche il commento della sindaca che promette uno stanziamento di 400.000 euro per intervenire a sostegno degli esercenti fornendo maggiori telecamere. Proviamo a sentire il servizio. Sì, ho dormito all'interno aspettandoli, cercando di aspettarli e convincendoli con le mie maniere ovviamente leggere di non entrare più. Dormire per alcune notti all'interno del locale nella speranza di sorprendere in flagranza i due malviventi che da giorni fanno irruzione all'enoteca Peccato Divino di via Cesare Battisti a Vittorio Veneto in quadrilatero. Questa settimana qua più volte i carabinieri perché in 7 giorni ho avuto 4 scassinamenti, 2 entrate e 2 forzate. Scappati arraffando qualche spicciolo delle mance, nulla più. Con lo scattare dell'allarme i due si sono dileguati in fretta per il buio della città. I ladri dei ragazzi sono stati ripresi dalle telecamere del locale e del quadrilatero. Non sono personaggi del luogo, perché se fossero friulani e veneti mi avrebbero spazzolato tutte le bottiglie e mi avrebbero lasciato lì le mance. Sono persone che non bevono alcol, io credo, e quindi le bottiglie non sono state toccate. Indagano i carabinieri che dopo la denuncia del titolare dell'enoteca si sono messi sulle loro tracce, trovati alcuni attrezzi utilizzati per lo scasso e alcuni indumenti abbandonati utilizzati durante i furti. Non il solo colpo in zona, scassinata anche la porta del parrucchiere Young Air Studio, danneggiata una vetrina in un negozio in Viale Vittoria. Ladri entrati anche al Bar Jolly, scappati subito dopo aver fatto suonare l'allarme. Non hanno paura niente, capito? Non ha messo neanche... Come si chiama? Cappuccio. Voi avete paura? No, non paura come? Sì, paura di che? Casomai con freccia. Pium. I commercianti della zona lamentano un degrado crescente, in arrivo dall'amministrazione più telecamere per presidiare il territorio con uno stanziamento di 400.000 euro. Sindaca che intanto ha incontrato il proprietario dell'enoteca. Bande di giovani che si muovono tra Conegliano, Sacile e Vittorio Veneto e che a spot colpiscono nei territori. Vittorio Veneto che non è nuova a questo tipo di irruzioni, motivo per cui l'amministrazione sta correndo ai ripari. Stiamo attenzionando per esempio i giardini pubblici, la stessa cosa stiamo intervenendo anche nella zona del famoso King Pub e anche lì abbiamo una concessione dell'area verso il gestore e la proprietà in modo che l'area venga in qualche modo recuperata. Questo dunque dal Trevigiano. Vittorio Veneto l'abbiamo sentito. Torniamo però a Venezia. Si parla di sicurezza che è stata più volte citata anche dai proprietari della casa assaltata dai ladri 2 sere fa. Si è parlato di sicurezza in questo servizio. Cittadini ed esercenti, commercianti che non si sentono sicuri e così il governo con il DDL sicurezza, parliamo della sicurezza quindi in modo molto più generale, anche per questo a Venezia al Festival delle Regioni ci sono state delle contestazioni tra studenti e sindacati. Adesso vediamo il servizio delle tensioni. C'era il ministro Piantedosi e i giovani hanno manifestato proprio contro il DDL sicurezza voluto dal governo. Lo scontro tra manifestanti e polizia avviene in Calle dei Frati, da Camposanto Stefano, dove si svolgeva un presidio contro il decreto sicurezza del governo Meloni, parte un corteo che tenta di raggiungere Campo Sant'Angelo e da lì portare la contestazione al Teatro La Fenice, dove il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi sta partecipando al Festival delle Regioni. Quello stesso governo che non sta facendo altro che tagliare tutti i fondi per i nostri territori, per le nostre regioni, per le nostre città, tagliando welfare,
welfare, tagliando servizi, tagliando la sanità. Il senatore mestrino Raffaele Speranzon, vicepresidente vicario del gruppo di Fratelli d'Italia a Palazzo Madama, ha definito l'episodio di Calle dei Frati un oltraggio a Venezia da parte dei teppisti dei centri sociali. Speranzon chiede misure dure e tolleranza zero per questi gruppi organizzati, che definisce di codardi e violenti, che offendono la democrazia sotto la maschera della protesta. Secondo Walter Mazzetti, segretario generale della Federazione Sindacale di Polizia, si è trattato di uno scenario desolante e gravemente rischioso per i colleghi del secondo reparto mobile di Padova, che conferma quanto invece sia necessario che il decreto sicurezza trovi piena attuazione. Dall'altra parte la lettura è opposta. Questa città si è dimostrata ancora una volta antifascista e contro la deriva autoritaria di questo governo, rifiutando una passerella istituzionale che parla di eccellenze del territorio dentro una città che è svenduta in nome della turistificazione di massa, che è caratterizzata da case vuote e dalla devastazione di questo territorio in nome del profitto e della turistificazione. Dal DDL sicurezza all'istituzione delle zone rosse, siamo a Treviso, dove dal 26 maggio scatterà la zona rossa nel quadrante di Via Roma. All'esito dei controlli delle attività svolte in questi mesi ho deciso per l'applicazione della zona rossa, quindi l'adozione dell'ordinanza a decorrere dal 26 maggio per una durata di 40 giorni. Si colora di rosso il quadrante di Via Roma a ridosso della stazione, l'annuncio a margine del Comitato Ordine Pubblico e Sicurezza, con lo stesso prefetto di Treviso, Angelo Sidoti, a comunicare tempistiche e modalità di una misura attesa quanto discussa. Questo strumento consiste nella possibilità di allontanare tramite un ordine le persone che abbiano commesso determinati reati, abbiano, diciamo semplicisticamente, la fedina penale sporca per determinati reati contro il patrimonio o in materia di stupefacenti, e che abbiano un atteggiamento, comportamenti aggressivi, molesti, pericolosi per la sicurezza pubblica. Da lunedì 26 maggio e per 40 giorni, quindi, Treviso testerà la sua prima zona rossa, limitata a un'area di circa 1 chilometro quadrato. La mappa è dettagliata. Sarà circoscritta nelle zone delle infrastrutture ferroviarie e dei quartieri adiacenti, perché sono le zone di maggior degrado sociale, per cui Piazzale Duca d'Aosta, Viale Alcide De Gasperi, Via Lungosile Mattei, Riviera Santa Margherita, Via Reggimento Italia Libera, Via Fratelli Bandiera, lato Porta Altinia. Nell'area vengono ricomprese le Largo di Porta Altinia, Via Roma, Via Orioli, Via Tommaso da Modena, Via Girolamo da Treviso, Via Giustinian Recanati, Via Pietro di Dante e Via Dandolo. Quanto a possibili misure analoghe per altre aree in città e in provincia, il prefetto è chiaro, non si esclude nulla, ma servono dati oggettivi. Non è che mi alzo la mattina e firmo un provvedimento. Il provvedimento prevede un'istruttoria, dei tempi, delle analisi, dei dati. Io non escludo nulla, ma al momento, prima di prevedere qualunque altro strumento, bisogna che si faccia un'analisi seria, come è stata fatta per il resto. Attivate forme di collaborazione con i commercianti, nei prossimi giorni si presenterà anche un progetto congiunto con l'ULSS 2 sulla prevenzione della violenza giovanile. Avremo un ulteriore strumento per garantire la sicurezza di tutti. E si dice soddisfatto il sindaco Mario Conte, che dalla prefettura è sembrato lanciare una stoccata agli alleati di Fratelli d'Italia a Treviso. Dice resta una città sicura, per i commercianti invece non vanno tralasciati i controlli in tutta la provincia. Accogliamo con favore questa scelta del prefetto, consapevoli che potrà portare solo che ulteriori benefici, ma altrettanto consapevoli che l'impegno da parte delle forze dell'ordine e della nostra polizia locale, che supporta le forze dell'ordine, continuerà ad essere massimo. Comune e prefettura si sono mossi insieme, fa intendere Mario Conte, nel giorno in cui si istituisce la prima zona rossa del capoluogo nel quadrante caldo di Via Roma, un copione che per il primo cittadino non è ripetibile in altre zone della città, come invece chiesto da più parti, compreso dagli alleati di Fratelli d'Italia, con la coordinatrice cittadina Marina Bonotto, che con una nota aveva chiesto lo stesso approccio per Via Collalto e Santa Bona. Dal tavolo della prefettura
rassicura, parte quella che ha tutta l'aria di essere una stoccata. Le zone rosse non sono strumenti geografici richiedibili, cioè non è che in questi giorni ho visto che si è aperto il dibattito anche una qui, una lì, una su, una giù, non funziona così, quindi tutti coloro che pensano di poter presentare richieste di istituzione di zone rosse stanno di fatto perdendo un po' tempo. In attesa di vedere i risultati della zona rossa su via Roma, Mario Conte rassicura sull'arrivo di nuove telecamere nei quartieri della città, contemporaneamente rimarca il lavoro svolto dalle forze dell'ordine, come nel caso della DJ10, evento dai grandi numeri senza alcuna criticità. Più in generale, dal sindaco parte un appello. Non dimentichiamoci mai che rappresentiamo una città e una provincia tra le più sicure a livello nazionale, cioè non vorrei che passasse un messaggio diverso, perché a volte sembra quasi che non lo fossimo. Insomma, questione anche di narrazione. Mentre i commercianti ampliano l'orizzonte all'intera Marca Trevigiana, la zona rossa in via Roma da sola non basta. Utile se rimane in combinazione con l'impegno finora riscontrato per garantire la sicurezza in un'ottica di vasta scala, in maniera da presidiare tutto il territorio, che non ci sia una concentrazione solamente sul capoluogo, che merita sicuramente molta attenzione, ma tutta la provincia con tutti i centri storici hanno le medesime esigenze. Così da Treviso, ma da Venezia il ministro Piantedosi ha commentato anche l'istituzione della zona rossa nel quartiere dell'Arcella a Padova, andando sostanzialmente contro alla linea sostanzialmente dell'amministrazione. Sentiamo. Se è una decisione che hanno adottato le autorità locali di pubblica sicurezza, meritano sostegno, perché vuol dire che insomma, se è una situazione di questo tipo vuol dire che è particolarmente impegnativa e quindi si sono assunti la responsabilità nei confronti della cittadinanza di un impegno così. Dal ministro dell'Interno Piantedosi sostegno al prefetto di Padova dopo le polemiche per l'istituzione della zona rossa in un intero quartiere, quello dell'Arcella, il più popoloso e multietnico della città. Il ministro risponde alle dichiarazioni fatte dal sindaco di Padova Sergio Giordani, che contrario al bollino di zona rossa per il quartiere aveva parlato di decisione calata dall'alto e dalla Lega. Calato dall'alto perché il ministro dell'Interno dà delle direttive come previsto dalla legge tra i compiti della sua responsabilità, poi ovviamente c'è una applicazione che viene fatta sui territori. Io trovo più che altro un po' singolare che si rifiuti un modello di rafforzamento dei controlli sul territorio che mi sembra sia molto gradito dalle persone e dalla gente. Ho letto addirittura di valutazioni circa la possibilità che calassero il valore degli immobili. Insomma, francamente non conosco i mercati immobiliari di determinate città, ma mi sembra un po' strano che questo possa accadere, però fa parte anche questo delle discussioni, adesso vedremo gli esiti. E a proposito di esiti, Piantedosi definisce soddisfacente la sperimentazione a livello nazionale delle zone rosse, provvedimento che a suo dire riscuote il consenso dei cittadini. Gli esiti che abbiamo a livello nazionale noi li pubblichiamo periodicamente, lo faccio anche attraverso i canali social, sono molto positivi sia nei numeri ma sia negli apprezzamenti che riscontriamo. Sentiamo dunque cosa ne pensano invece i cittadini dell'Arcella. Bisognerà vedere dopo se i risultati sono buoni. È un tentativo, staremo a vedere. Non so se poi queste persone dove le mettono, non lo so, quando trovano questi extracomunitari, la gente così. Dopo la stazione l'Arcella, lei ritiene che vadano bene? Vanno bene come in tutte le altre parti. Basta. Mi devo informare di più di questa zona rossa. Per molti è un giudizio sospeso quello sulla zona rossa. Arcella, giorno di mercato, la discussione sul tema dei controlli intensificati nel quartiere coinvolge chiunque e i pareri spesso sono contrapposti. Noi stiamo raccogliendo le firme contro la zona rossa, stiamo raccogliendo le firme della petizione che ha promosso Ruvido, che è il barbiere di Viale Arcella, per l'appello a Mattarella, quindi sono contro questa zona rossa, non contro i controlli, perché bisogna chiarire alle persone che un conto sono i controlli e un conto è la zona rossa. La zona rossa l'ha voluta la Lega per fare campagna elettorale qui a Padova. Non c'era assolutamente bisogno di militarizzare il quartiere. È una zona effettivamente dove si cammina in maniera molto insicura.
Non so quali siano gli accorgimenti da mettere in atto per migliorarla. Il chiamarla zona rossa o verde o blu non cambia la sostanza, ciò che bisogna fare è agire sul territorio per migliorare la situazione. Sarà una valutazione che avranno fatto, ecco, è sempre una buona iniziativa, il controllo. Però non è che siamo chiusi in casa, cioè possiamo uscire, ho visto che ci sono anche i cani antidroga che passano, insomma penso che sia una buona cosa, l'importante è che non ci chiudano in casa. Sempre la solita storia, stanno facendo, come si dice, un lavoro di controllo, capito? Cioè è un falso problema. Tutti sono d'accordo sui controlli che aiutano il quartiere ad essere più sicuro, ma il termine zona rossa non convince. Guardi, io non so neanche cosa sia, è la prima volta che ne sento parlare di questa faccenda. Tutto proprio il male possibile. Contrario? Sì, certo, non si fa alla regolarità con la zona rossa. È solo autoritarismo. Così dunque da Padova noi torniamo nel Trevigiano con il contributo di Marta Marangon, perché questa mattina a Castelbrando, siamo a Cison di Valmarino, si è svolto l'incontro, l'appuntamento di ANCI dedicato ai piccoli comuni per presentare un progetto dedicato ai centri sotto i 5.000 abitanti. Presenti tutti i vertici delle associazioni comune, il presidente e vicepresidente di ANCI Veneto, che la nostra Marta Marangon ha sentito. Da Cison di Valmarino una riunione dedicata ai piccoli comuni, una sorta di stati generali dei piccoli comuni promossa da ANCI Veneto, che sta vedendo un confronto tra i principali protagonisti. Qui con me il sindaco di Treviso e presidente di ANCI Veneto Mario Conte, il sindaco di Vicenza e vicepresidente vicario Giacomo Possamai. Conte, un tema molto importante, quello che è stato affrontato oggi, che è quello relativo, appunto, dicevamo, ai piccoli comuni al di sotto dei 15.000 abitanti, per aiutarli a superare tutta una serie di difficoltà che stanno davvero mettendo in crisi tante amministrazioni. Sì, è a rischio la tenuta di questi comuni, che è sotto i 5.000 abitanti, e quindi sono comuni davvero molto piccoli, che lo slogan della giornata è piccoli comuni, grandi cambiamenti. Io ho aggiunto anche grandi sindaci, perché sono grandi le responsabilità che sono in capo ai sindaci e sono sempre più limitati gli strumenti a disposizione di queste donne, questi uomini che indossano la fascia tricolore con tanta passione per garantire i servizi minimi alle loro comunità. Quindi abbiamo messo al centro le loro esigenze e parte un grido d'allarme che riguarda un po' tutti i comuni da un punto di vista normativo e di finanze, ma in particolare i piccoli, perché si vedono molte volte costretti i sindaci a guidare lo scuolabus, a mettersi in gioco in prima persona per garantire proprio quei servizi che gli vengono richiesti, come a noi dei grandi comuni, dai loro cittadini. Quindi era importante far sentire la vicinanza dell'Associazione Nazionale Comuni Italiani. Ringrazio anche il presidente nazionale sindaco di Napoli Manfredi per averci dato questa opportunità qui a Cison di Valmarino, e adesso raccogliamo quelle che sono le istanze dei piccoli comuni e cercheremo di creare un documento da portare al tavolo del governo, semplicemente per chiedere strumenti, regole e finanze per ridare serenità amministrativa a questi bravissimi sindaci. Ecco, sindaco Possamai, i problemi sono molteplici, l'abbiamo sentito, dagli scuolabus ai medici di base, per esempio, si diceva prima in conferenza. Le difficoltà sono tantissime, le soluzioni poche, nel senso che si deve per forza andare verso l'aggregazione di quelli che sono dei servizi, e ci sono due progetti pilota, diciamo, di questo laboratorio che partono proprio nel Vicentino. Sì, l'idea da cui è partita ANCI è proprio quella di dare strumenti ai comuni che sono in difficoltà per avere competenze, per avere affiancamento nei processi che devono portare avanti. Pensiamo per esempio agli appalti, su cui i piccoli comuni sono ovviamente in difficoltà, ma anche al bilancio, alla riscossione dei tributi. Ecco, l'idea è che l'associazione dei comuni affianchi le piccole realtà e i piccoli comuni in un percorso per accrescere nelle competenze, ma anche proprio per aiutarli a fare queste attività. Ecco, dicevamo due progetti che nascono in due piccoli comuni vicentini.
Uno è Nove, l'altro è Grisignano di Zocco, che faranno da aggregatori per molti altri comuni proprio per implementare e portare avanti questa sperimentazione di collaborazione fra amministrazioni, seguite però direttamente da esperti e tecnici messi a disposizione da ANCI. Ecco, Sindaco Conte, voi siete sindaci di 2 grandi comuni della nostra regione. Il ruolo dei grandi comuni invece proprio in un'ottica di sussidiarietà con i comuni più piccoli. Sì, io l'ho definita solidarietà amministrativa, nel senso che abbiamo anche in questo caso 2 ottimi esempi in Veneto, da Treviso e Vicenza, che hanno creato la Grande Treviso e la Grande Vicenza, dove i comuni più strutturati, che hanno maggiori competenze, si mettono a disposizione per i comuni dell'Interland. Treviso ha aggregato 20 comuni, con Treviso sono 21, dove condividiamo politiche ambientali, urbanistiche, di mobilità, mettendo a disposizione quelle che sono le competenze interne, quindi i dirigenti, i tecnici, che i comuni magari della prima cerchia periferica della città potrebbero non avere a causa di tutti i problemi che sono stati citati oggi. Quindi uscire dalle dinamiche meramente territoriali e guardare un'area vasta, perché le esigenze della comunità trevigiana sono le medesime delle esigenze della comunità di Ponzano, di Carbonera, che distano davvero pochi chilometri da Piazza dei Signori. Ecco, grazie allora Mario Conte, a Giacomo Possamai, da Cison di Valmarino è tutto. Così dunque da Cison di Valmarino, grazie alla nostra Marta Marangon che ha raggiunto proprio l'evento, e noi andiamo in pubblicità, ma subito dopo parleremo di inclusione, andremo a Codogné. Eccoci tornati in diretta in studio. Con me saluto e presento Manuel Giacometti, street artist. Buongiorno. Alla mia destra e alla mia sinistra invece Luciana Di Liddo, presidente della Proloco di Codogné. Buongiorno. Buongiorno a voi, grazie per essere qui. Insomma, qui in studio con me tra poco arriverà in collegamento invece la sindaca di Codogné per parlare di un ampio progetto dedicato all'inclusione, progetto che ha visto, Manuel, inizio con te, da street artist, dare anche il tuo contributo al centro diurno di Codogné, che si occupa sostanzialmente di assistenza alle persone con disabilità o difficoltà cognitive. Ecco, mi dicono che la sindaca c'è, è collegata, la saluto e la presento. Grazie sindaca per essere buongiorno a tutti. In nostra compagnia, anche se ci siamo incrociate per quasi un caso fortuito, siamo riusciti ad incastrare questo. Sì, infatti sono in macchina, mi scuso, però ci tenevo ad esserci. Nessun problema, grazie a lei. Insomma, avremo modo di chiacchierare questa decina di minuti e raccontare che cos'è questo progetto che rientra nel più ampio festival Magicamente Mutera, di cui la Presidente della Proloco al mio fianco e la Sindaca ci spiegheranno meglio. Però Manuel, vorrei partire da te, ci diamo del tu. Certo. Noi vediamo anche con l'aiuto di Simone Merlo e Alessandro Granzieri in regia il tuo murale dei cuori, il progetto si chiama Love is the Key. E, insomma, raccontaci che cosa hai disegnato all'esterno di questo centro diurno e qual è il messaggio che hai veicolato con questo murale. Allora, è stata fatta una bellissima cascata di cuori, perché uno perché è collegabile ovviamente al mio progetto che porto avanti da anni, che ormai tutti sanno, che è il progetto Love is Key. Però è venuto spontaneo realizzare questa parete, perché il primo giorno, quando sono andato a parlare con il sindaco e il presidente della Proloco proprio in sede, lì al centro diurno, i ragazzi mi hanno accolto con una marea di cuori disegnati sui fogli, e quindi sprizzava già amore l'ambiente. Ed è stato collegato poi anche a un progetto che hanno fatto all'interno proprio i ragazzi, dove hanno dipinto dei cuori da esporre al festival Magicamente Mutera. Certo. E quindi abbiamo collegato tutta questa cosa qua, ed sono stati 2 giorni, per quanto mi riguarda, meravigliosi. È stata un'esperienza magica che porterò nel cuore, appunto. Un'inaugurazione che è avvenuta questo sabato scorso, sì, se non sbaglio, e che quindi è un murale fresco. Esatto. Sindaca, vengo da lei, ci racconti di più di questo festival e di come avete deciso di coinvolgere, poi arriverò anche da lei Luciana, i ragazzi che lo frequentano, e soprattutto all'interno di un festival proprio dedicato all'inclusività, di cui il comune di Codogné fa la sua bandiera. Certo, questo festival è un festival che nasce da un sogno di Luciana, che è la nostra presidente della Proloco,
che l'ha proposto e che è stato assolutamente condiviso dalla nostra amministrazione e dall'amministrazione precedente. E il Comune di Codogné ha con la Proloco stipulato una convenzione appunto per l'organizzazione di vari eventi culturali. Questo è uno di quelli ed è uno di quelli che sta diventando un fiore all'occhiello per la nostra comunità. E a volte scherzo un po' con Luciana, prendendola anche un po' in giro, perché ogni anno chiede un muro dove realizzare un murales. Quest'anno abbiamo scelto il centro diurno e penso sia stato veramente un ottimo messaggio. I muri, l'ho detto anche durante l'inaugurazione, insomma spesso parliamo di muri che dividono, in questo caso c'è un muro che porta amore, che unisce la nostra comunità al centro diurno. Insomma Luciana, nasce tutto da lei? Sì, dai, non voglio sembrare troppo modesta, sì. È stato un mio sogno quello di portare un festival inclusivo a Codogné, un mio sogno seguito a ruota dal mio braccio destro, che è Giada Cattelan, la nostra mitica bibliotecaria di Codogné. Questo festival l'abbiamo veramente desiderato tantissimo per far dar voce a tutti quanti, persone normodotate, persone diversamente abili, perché crediamo fortemente che ognuno di noi ha dei talenti nascosti. Anche le persone appunto che possono avere apparentemente dei problemi, e quindi lo stiamo portando avanti da 5 anni con l'intenzione di continuare. Ovviamente non possiamo fermarci, perché sempre di più vediamo la felicità nelle persone. Vediamo che si creano delle sinergie molto belle anche fra artisti, e questo ci dà la forza per andare avanti, ecco. Sindaca, che effetto ha tutto questo sulla cittadinanza? Ovviamente portare un progetto così significa coinvolgere i cittadini, le persone che magari si ritrovano in un contesto e che si conoscono proprio in quei contesti, quindi crea anche un'occasione per creare anche comunità. Certo, domenica sono stati dei momenti bellissimi proprio di condivisione, di comunità, ma lo sono stati anche in tutte le settimane che hanno preceduto l'evento. L'evento coinvolge tantissimi volontari della Proloco, ma non solo. E mi piace pensare una degli organizzatori del festival è stata un'educatrice che ha lavorato per il nostro comune di Codogné, adesso non vive neanche più in Veneto, ma lo stesso per l'evento sceglie di tornare da noi proprio per continuare a collaborare. Così penso ai ragazzi del servizio civile che sono passati per il nostro comune e che continuano ancora a partecipare all'organizzazione di questo evento. L'evento comunque coinvolge anche le nostre scuole dell'infanzia, abbiamo fatto dei laboratori nelle settimane precedenti, abbiamo coinvolto il centro diurno, abbiamo coinvolto varie associazioni, e quindi è bellissimo vedere proprio questa attività di inclusione all'interno della biblioteca. Anche Luciana prima ha citato la bibliotecaria che coadiuva la Proloco nell'organizzazione dell'evento, è frequentata da tantissimi ragazzi, e anche i ragazzi che stanno in biblioteca hanno partecipato all'organizzazione, quindi veramente si tratta di inclusione a 360 gradi, non soltanto tra normodotati e disabilità, ma proprio inclusione dell'intera comunità. Da dove deriva il nome, Luciana, del festival? Mutera. La Mutera è una collinetta che c'è nel centro del paese, e abbiamo scelto questo luogo perché dietro a questa collinetta Mutera c'è un parco bellissimo, e quindi ed è la location perfetta per il nostro festival. Magicamente, perché l'idea per noi era quella di creare magia, di vedere lo stupore negli occhi di tutti quanti, bambini dai 0 ai 99 anni. Ed è stato così, Manuel? È stato così anche per il murale, perché ovviamente i ragazzi sono rimasti all'oscuro fino alla fine, e anche perché poi è stato coperto, non so se si vede nelle immagini che c'è stato... Sì, vedevamo le immagini scorrere, abbiamo visto poi anche che veniva tolto il telo, esatto. E quindi hanno aspettato il venerdì pomeriggio, quando c'è stata l'inaugurazione, per ammirare la parete, ed è esplosa la gioia da parte di tutti, cioè si vedeva proprio l'emozione negli occhi. E il fatto di dipingere un muro, come diceva la sindaca, un muro che crea di fatto un collegamento ed è veicolo d'amore in questo caso, e non solo di accoglienza ma anche di cura.
fare un murale in un centro così importante per il paese, per la città, che cosa significa? Che responsabilità è? Perché comunque è un progetto che tu porti avanti e sei ostinato in questo. Sì, sono molto ostinato. Allora, ripeto, da parte mia personale ha portato grandi energie, grandi emozioni e, ripeto, vedere la felicità nei ragazzi è impagabile. E il progetto vedo che proprio come dicevi, essendo testardo nel portare avanti sempre questo slogan, comunque arrivano soddisfazioni perché vedo che le persone, la comunità, gli enti pubblici, i comuni apprezzano e finalmente diciamo, ho raggiunto l'obiettivo, che è quello di portare gioia e amore. Sindaca, un festival sostanzialmente da esportare, da far conoscere anche agli altri comuni, cosa dice? Assolutamente, quest'anno il festival ha avuto una grandissima crescita ed è stato un grandissimo successo anche rispetto agli anni scorsi. Io penso che questo sia soltanto un punto di partenza per farlo crescere sempre di più. L'edizione è stata patrocinata dalla Regione Veneto, dalla provincia di Treviso e anche dalla nostra azienda sanitaria, di questo ne siamo molto orgogliosi e continueremo di certo in questa strada con Luciana. Luciana, quali sono i progetti futuri? Perché questo festival, ricordiamo, si conclude domani con una serata molto particolare in cui sono invitati 2 sportivi che parlano dei limiti che non ci sono, certo, che vengono posti solo dalla nostra mente. Quindi siete ancora tutti invitati domani sera presso il Comune di Codognè, la sala di conferenze, questa bellissima serata che si chiama Oltre i limiti. Però poi vi aspetteremo per l'estate e sicuramente anche per l'inverno, perché bisogna praticare arte 365 giorni all'anno. L'arte deve unire e c'è bisogno di portarla avanti sempre. Insomma, ci può dare qualche anticipazione, almeno per quest'estate? Sì. Allora, è una cosa fresca di ieri, non la sa ancora Jessica, ma so che non si stupisce. La mia idea è di fare una serata sempre in Mutera, nel Parco della Mutera, al buio, una serata di musica classica o insomma un pianoforte suonato a 4 mani, tutti quanti seduti tra il meleto su copertine con la sola luce della luna e delle candele. Bellissimo, bellissimo, ovviamente tutti invitati perché anche in questo senso i sensi fanno da padrone, non la nostra testa, giusto? Esattamente. Sindaca, insomma, accogliamo questo invito, lo facciamo così in diretta. Certo, mi fa piacere scoprirlo in diretta, ma insomma il bello di amministrare una comunità viva è anche che sia veramente sempre piena di novità e piena di entusiasmo da parte di chi organizza questi eventi e io sono veramente molto orgogliosa di poterli accogliere. Sindaca, sappiamo che deve scappare, abbiamo raccontato che cosa significa questo festival per la città di Codognè, per tutte le persone che vi abitano e soprattutto per chi frequenta il centro diurno che appunto, come dicevamo, è un punto centrale della città e dell'amministrazione e non solo, anche da parte di tutti i cittadini. Ringrazio quindi la sindaca Jessica Masini, sindaca di Codognè. Ringrazio Manuel Giacometti, street artist. Grazie. Per i prossimi progetti noi saremo felici insomma di dare spazio all'amore che tu diffondi con i tuoi murales. E Luciana Di Liddo, presidente della Proloco di Codognè, allora ci vedremo quest'estate. Certo, volentieri. Bene, grazie mille a tutti. Noi continuiamo con le notizie, dobbiamo darvi notizie, l'avrete sentito, è un servizio dei nostri colleghi di Trieste. È morto Nino Benvenuti, 87enne di Isola d'Istria, triestino d'adozione, entrato nella leggenda della box mondiale. Sentiamo. Ma d'altra parte come si fa a combattersi sul ring e poi dimenticare tutto? No, alla fine poi devi trovarti che sei un amico, perché questo scambio di forza, di pugni, di azioni potenti uno contro l'altro deve poi sfociare in un amore.
L'amicizia prima di tutto come valore fondante dello sport, soprattutto nella boxe, la nobile arte dove dopo il combattimento deve prevalere su tutto il rispetto dell'avversario. E questo è l'insegnamento più grande che ci lascia Nino Benvenuti. Scomparso a 87 anni, il nativo di Isola d'Istria, ma triestino d'adozione, è stato a tutti gli effetti una delle leggende dello sport italiano nel mondo. Tempi diversi quelli di Nino, in cui si arrivava a piedi dall'Istria alla città della Bora semplicemente per allenarsi, in cui grandi incontri si ascoltavano alla radio immaginando i colpi con la propria fantasia, alla faccia dell'Ultra HD moderno. Campione del mondo dei pesi medi di pugilato e medaglia d'oro olimpica a Roma 60, solo per citare i successi più grandi. La sua rivalità in Italia con Mazzinghi era paragonabile solo a quella fra Coppi e Bartali nel ciclismo, tanto per far capire la portata del personaggio, boxer e idolo delle donne per la sua chioma bionda e il suo portamento elegante. Indimenticabile la storica trilogia di incontri con Emil Griffith che calamitò l'attenzione mondiale fra il 1967 e il 70, e proprio al grande avversario Griffith, poi diventato amico nella vita, era stata dedicata una delle ultime iniziative di Benvenuti che aiutò il pugile statunitense alle prese con un problema neurodegenerativo, devolvendo poi a quel tipo di patologie tutti gli incassi della mostra sulla sua carriera allestita a Trieste. Siamo a Padova, sono 9 i paesi dove il QAM opera in Africa, un impegno che l'associazione nata proprio in città compie anche grazie al Piano Mattei. Presentati a Padova 2 nuovi progetti del QAM, Medici con l'Africa, in Burkina Faso e in Costa d'Avorio. Un impegno per l'ONG padovana realizzato nell'ambito del Piano Mattei e che coinvolge anche l'università. In Costa d'Avorio si provvederà alla riqualificazione del centro ospedaliero di Abobo, dove si registrano 8.000 parti all'anno. Abbiamo deciso con la cooperazione italiana, grazie all'università che fa da capofila, abbiamo deciso di sostenere questo progetto, questo ospedale, che vuol dire riabilitazione della parte materno-infantile in particolare, vuol dire equipaggiamento, vuol dire molta formazione. In Burkina Faso l'impegno è la prevenzione e la cura delle epatiti B e C. Ci hanno chiesto aiuto con l'Università di Padova, il dipartimento, in questo caso il primo era il dipartimento di pediatria, questo il dipartimento delle patologie epatobiliari, e abbiamo deciso di affrontare questo tema e grazie all'aiuto della cooperazione italiana parte questo nuovo progetto proprio per ridurre il contagio dell'epatite e ridurre la letalità, lavorando in questo che è un ospedale universitario. In entrambi i progetti l'impegno del QAM è in sinergia con l'università. 2 progetti con 2 dei nostri dipartimenti. In uno dei progetti, quello della Costa d'Avorio, è coinvolto il Dipartimento di Salute della Donna e del Bambino. Si tratta di un progetto di più di 12 milioni di euro, per cui con l'università locale e con gli enti locali si costruiranno delle nuove strutture proprio a favore delle donne, soprattutto sale parto, ospedali. L'altro progetto invece in Burkina Faso vede coinvolto un altro nostro dipartimento, che è il dipartimento del professor Cillo di gastroenterologia e chirurgia. Un impegno concreto dell'Italia per l'Africa grazie al Piano Mattei. Il Piano Mattei è un piano che ha stabilito la priorità dell'Africa. Il 70% delle nostre risorse, sia le risorse della cooperazione che sono gestite da noi al Ministero degli Affari Esteri, sia quelle del Fondo Clima, perché l'Italia ha un importantissimo Fondo Clima, 70% devono essere dedicate all'Africa. In questi ci sono 4 settori prioritari, la sanità è uno dei grandi settori e noi abbiamo 3 grandi organizzazioni in Italia che fanno interventi sanitari in Africa bellissimi e il QAM, Don Dante, che avete appena sentito, è una di quelle. Rimaniamo a Padova. La Fondazione Città della Speranza celebra il 30ennale dalla nascita e si prepara all'annuale staffetta che porterà i ricercatori e volontari in Vaticano a settembre. Siamo sempre in corsa nella risoluzione delle malattie che coinvolgono i bambini e quindi questa è una corsa, ma più che correre dobbiamo pensare al traguardo e noi vogliamo arrivare primi su questo. Prima che la malattia
abbia sopravvento. Un anno importante per la Fondazione Città della Speranza. Il trentennale della Fondazione coincide con l'anno giubilare e proprio il 27 settembre la staffetta che partirà da Padova arriverà in Vaticano. È un anno importante perché inizieremo la nuova torre, inizieremo i nuovi progetti e quant'altro, e quindi per chi ci crede e anche per chi non ci crede una benedizione del Papa ci va sempre bene, male non fa, diciamo, no? Non si ferma nemmeno la ricerca, anche grazie agli organoidi, ovvero microscopiche strutture ricostruite in laboratorio che riproducono la composizione cellulare e la struttura degli organi vitali, strumento fondamentale per migliorare la personalizzazione delle cure. Possiamo prelevare cellule da un paziente che ha una malattia infiammatoria dell'intestino, riprodurre in laboratorio tanti piccoli intestini che hanno tutte le caratteristiche, la forma e naturalmente a livello microscopico, la struttura dell'intestino umano di quel particolare paziente e studiare quali sono i meccanismi della malattia che ha quel particolare paziente e quali possono essere i farmaci a cui risponde meglio quel particolare paziente. Oltre il 60% degli studenti delle scuole superiori ha espresso interesse per le materie scientifiche, lo dicono i dati di un progetto pilota sviluppato dall'ESU di Padova. Si è concluso il percorso Scopri il tuo talento per l'orientamento, un'iniziativa voluta da ESU Padova per sviluppare nei ragazzi delle scuole superiori scelte consapevoli sul proprio futuro. ESU ha proposto agli studenti delle scuole superiori, a 13 istituti delle scuole superiori del Comune di Padova, ha coinvolto 285 studenti, facendo parte della mission di ESU, cioè l'orientamento. È emerso che il 70% degli studenti hanno espresso interesse per le facoltà STEM, quindi quelle tecnologiche, e un 30% per quelle umanistiche. È stata un'esperienza positiva anche a detta degli studenti, in quanto sono stati il 98% soddisfatti di questa loro esperienza e il 96% lo consiglierebbe ad altri ragazzi. Un progetto che ha ricevuto un'adesione numerosa. Uno studente vede cosa è in grado di fare e di proporre per il suo percorso scolastico, e vista la risposta degli studenti, che più del 90% ha detto che si sente più preparato rispetto all'inizio dell'esperienza, direi che l'obiettivo è stato raggiunto. Scelte consapevoli da parte di ragazzi e ragazze che hanno espresso un interesse per i percorsi tecnico-scientifici. I ragazzi hanno bisogno di valorizzare quelli che sono i propri talenti e le proprie aspirazioni, e il feedback che abbiamo ricevuto durante le restituzioni è del desiderio e soprattutto della soddisfazione di aver trovato quella che era la loro strada, quindi il capire qual è la direzione da seguire, a prescindere poi da quelli che sono i dati statistici che ci danno una panoramica che ci ha sorpreso per quanto riguarda ovviamente la collocazione di genere, però soprattutto il voler far emergere quelle che sono le proprie potenzialità e trovare anche conferma delle proprie aspirazioni. È stato realizzato lo sviluppo del parco agropaesaggistico del Basso Isonzo su 18.000 metri quadrati di terreno, inaugurati nuovi viali interni e campi con 400 nuovi alberi e piante messe a dimora. A 2 passi dalla città la campagna è il verde, il parco del Basso Isonzo cresce e lo spazio è stato ulteriormente valorizzato nella dimensione agricola con la realizzazione su una superficie di circa 2 ettari. I lavori praticamente hanno previsto la sistemazione a cavino, quindi la piantata padana, quella che era la sistemazione tipica della pianura veneta. In pratica noi, dopo aver livellato il terreno, abbiamo piantato aceri campestri, altre 4 varietà e altre 4 specie di piante con le viti, quindi abbiamo creato proprio il sistema della vite maritata che negli anni andrà a crescere appunto su questo territorio, andando a recuperare e a riprendere quello che era un sistema tipico agroforestale del Veneto. I terreni agricoli interessati si trovano tra il campo dei girasoli di via Bainsizza e la casa Bortolami, casa colonica in disuso, e sono divisi in 4 appezzamenti. I lavori hanno l'obiettivo di ripristinare l'assetto agricolo del luogo, coniugando le conoscenze dell'agroecologia moderna e il sapere della tradizione contadina veneta. I lavori realizzati anche con il sostegno della Fondazione Cariparo per la sistemazione in chiave agroecologica di ben 18.000 metri
quadrati di terreni che adesso sono coltivati con varie tipologie di cereali, ma qui abbiamo anche aggiunto nuovi alberi, delle viti, siepi, delle piante forestali che cresceranno nel corso del tempo, e quindi abbiamo un luogo molto bello dal punto di vista paesaggistico, che sarà attraversato sempre di più dai cittadini grazie ai nuovi viali e con servizi ecosistemici a beneficio di tutta la città, con le piante, gli alberi, i prodotti che vengono qui coltivati. Il progetto vuole inoltre sostenere la biodiversità, ridurre i fenomeni di erosione del terreno, migliorare la qualità delle acque e riqualificare il paesaggio urbano. Siamo in chiusura della nostra prima edizione, vi ricordo subito dopo di noi le previsioni del tempo, il documentario Borgo Italia, ovviamente appuntamento ai telegiornali di questa sera. Grazie per essere stati con noi fino a qui, una buona giornata, arrivederci.